Durante l'emergenza Covid ci sono altre malattie che non vanno dimenticate e per le quali una diagnosi precoce è fondamentale, come la sclerosi multipla. Andrea Rossini. Ci sono altre malattie che in tempi di Covid impegnano il sistema sanitario regionale, come la sclerosi multipla, che in Veneto colpisce circa 10.000 persone, nel 70% dei casi giovani dai 20 ai 40 anni, soprattutto donne. Nel suo trattamento è fondamentale la diagnosi precoce. Caratteristica di questa malattia è la sua prevalenza di genere, colpisce 3 volte più le donne dei maschi. E una delle caratteristiche importanti è la necessità oggi di fare una diagnosi precoce, perché a diagnosi precoce segue anche un trattamento precoce, finalizzato a rallentare il decorso della malattia, a modificare la sua storia naturale e rallentare la progressione della stessa. Ma come riconoscere tempestivamente una malattia come la sclerosi? Diciamo 1/3 dei pazienti esordisce con sintomi visivi come calo della vista o sdoppiamento dell'immagine, sintomi motori un altro 30% o disturbi dell'equilibrio e un 30% con disturbi della sensibilità. A Padova, centro regionale di riferimento, è stata attivata una specifica piattaforma di telemedicina per ridurre gli accessi in ospedale e continuare a seguire le persone con questa malattia anche durante l'emergenza Covid. Perché alcune storie di fantasia